La lente distorse, sembrano strane, dal vivo in realtà sono bellissime. Un'ora sotto la pioggia per il vento per smontare il motorino ovviamente delle nere che non funziona. Tutte sono successe in questo periodo, tutte, è una cosa incredibile. Vabbè, per il momento lo tengo in manuale, poi quando farà bello vedo di sistemare. Questa sì che è una giornata del merda. Vabbè, comunque non mi ricordo se te l'ho detto, io intanto ho smontato il motorino, poi con calma me lo vedo, sì che l'ho già detto. CP, cosa ne pensi che piove? Che piove? Ah, che brutto tempo. Ah, che noi dobbiamo andare a fare un giro. Ah, non possiamo neanche fare un giro. Quando dicevo che le sfighe mi arrivano tutte assieme, guarda, cioè si è aperto il pulsante, cioè come gli fosse andato dentro acido muriatico, che cazzo ne so, robe da matti. Ovviamente ne compro altri di nuovi su Amazon, gli faccio reso, così imparano a vendere sta merda. No, dimmi te se è normale. Buongiorno Italia. Non dovrei far video perché mi ero promesso di non far più video, ma in ogni caso, ragazzo, casomai metto 2 o 3 clip con musichetta, benvenuto a Comacchio e nella sua splendida ciclabile ad Anello che faremo. I'm gonna take off. Dai su, Anna, dai, via, musica. Ah, ma viene? È 5 di strada. Aspetta un attimo, Mauro, prova a dire, c'è stato un errore di comunicazione. C'è stato un errore di comunicazione. Bisogna che ti segno dove siamo, perché la pizza è ultra buonissima. È una città bellissima, non pensavo. Dove stiamo andando? Nei posti oscuri. Mi state portando nel boschetto. Ci sono le barchette di carnevale, bellissimo. Se caschiamo in acqua, ragazzi. No, è bello perché hanno fatto il carnevale con le barchette. Ok, a faccia della musica che dovevo mettere, beh, un po' di musichetta avrò messo, no? Pubblico. Volevo farti vedere che qua siamo nel parcheggio dove c'è il supermercato Coop, ok? E troverai un casino di camper, quindi tu ti puoi mettere qua tranquillo col camper, visitarti il paese che è bellissimo, Comacchio, veramente bellissimo, stranissimo, proprio strano, e poi farti quello che faremo noi domani. Hai letto, Giacomo? Panini, soppresse, hot dog. Guarda che bello qua da mettersi col campere, ragazzo. Questo parcheggio non so se è sicuro, per carità, cerca Bagno Capri o Blue Moon su Google Maps, ok, e si è attaccato alla spiaggia e è gratuito d'inverno. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there.
ogni volta che presto la bici mi bucano sempre. Così. Aia. Dove venite? Da Verona? No, Jesolo. Per gonfiarla ti do la bomboletta. Dove c'era stato il Sì, cazzo di puntino? Sarà qui? vederla una cosa del genere. Anzi, la puntina del mondo ha beccato la ruota di Yuri. Gentilissimo il tipo, ma guarda te la bomboletta spray, devo comprarmela. E oltre ai vermicelli eccetera che ho già ordinato, cioè guarda te una puntina, cioè qualcuno me l'ha fatto apposta, ragazzi. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same? When Pausa she pranzo, calls you? è bellissimo, lì ci sono anche i fenicotteri rosa, però è il solito discorso che in GoPro te li vedi in Germania, hai capito? Perché allontana, la lente grandangolare allontana. E sono anche un po' rosa, sì, sai che Hanno mangiato qualche gamba lì. sì, perché sai che in base al tipo di alimentazione, un fià come ortensie, l'idrangea macrofila, no? Che sei che ha pianta, che in base all'acidità del terreno diventa blu o diventa rosa, no? E in base all'alimentazione, sti fenicotteri rosa, i polessa che rosa, un fias mario o che bel rosa, salsa rosa, hai capito? O addirittura arriva quasi a toccare il fucsia, certi, di solito quei dei parchi zoo, no? Perché sono più belli da vedere, allora probabilmente gli danno un cibo più ricco di gamberetti o di altre cose che gli fanno colore. Magari farà tipo i salmoni che pagano il colore che dà i coloranti. Somewhere deep inside, you must know I miss you. Oh ragazzo, ce ne sono centinaia, che mi colpo dei fenicotteri, assurdo, un allevamento del fenicotteri, una piantagione, sì perché gli tutti impiantai là, una piantagione di fenicotteri, roba assurda, non so se li vedi, anche là saranno tipo 200. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show always stay alone. The game is on again. A lover or a friend. A big thing or a small. The winner takes it all. Porco caro ragazzi, sono da pedalare, ma sono finito in Camarga. Sta arrivando un'impresa particolarmente epica perché abbiamo sempre il vento contro. Particolarmente. Non ce la facciamo più. Il Cioè vento come contro già distrutto. come aver fatto 200 km, porco bene. Hai scorreggiato? Ho cessato un attimo, tieni conto che ora siamo ai 19,5 all'ora senza fare fatica. Prima eravamo agli 8 all'ora, sembrava di trainare un carro di non so cosa. Ragazzo, devo darti anche delle importanti dritte, ok? Perché un conto sì, tutto bello, tutto simpatico, far vedere qua in giro, mettere la musichetta, ma ci vogliono anche le informazioni utili, no? Le informazioni utili si suddividono in due step. Il primo step è dove mettere il camper. Ti dico, noi abbiamo parcheggiato al parcheggio della Coop di Comacchio, per noi è stata la scelta migliore perché è attaccato al centro di Comacchio, quindi sai, la sera sei lì in centro, è bellissimo, vai a berti una roba, vai a mangiare fuori, ci sta, è bellissimo. E altrimenti d'inverno ci sono tantissimi altri parcheggi anche in riva al mare, però lontani dal centro, quindi cosa fai dopo? Hai capito? Ti annoi. E per quanto riguarda lo step numero 2, mi raccomando, ci sono tantissimi chilometri, si parla di decine e decine di chilometri senza un baretto, niente, un negozietto, niente di niente, quindi portati tutto l'occorrente per i casi di foratura, quindi fai già finta di dover bucare, ok, la gomma, quindi portati via tutto l'occorrente e poi ovviamente mangiare al sacco e da bere, perché non troverai proprio niente di niente. Guarda, noi volevamo fare una pausa caffè, ma è da decine, Impossibile. cioè è tutto così. Dove cazzo è un bar? Ok, aspetta che ti giro da che altra parte, ok, guarda, ho fatto di... Si può bere caffè. Dove? Ti porti il termos con caffè caldo.
Ho capito, ti porti il termos, no? Io dicevo, un baretto e bere caffè. Maremma impestata. Maremma impestata, che dolori anali. Papà, vai in tipo via qua. Adesso viene a fare un coccodrillo al tamanho. Pausa. Cazzo, andiamo lì. Che ricorrenze c'è? No, giriamo un film, cioè sono delle scene di un film. Ah, pensavo fosse morto qualcuno. Cosa, raga? Sì. Bello, cioè io sono bello. Proprio io. E anche oggi mi vesto da errore di comunicazione, anche questa qua sopra, le ciabatte, tutto quanto, tutto in pandan. Pochi capiranno sta battuta, però mi piace tanto. Torno nel parcheggio, incazzata come per dire, ma Dio, ma c'è altri parcheggi che sono montati su e ci sono spostati. Dovremmo ordinare anche noi. Cosa? Ma c'è la luna. Non sei buono magari. Mamma mia quanti camper, ragazzo. Vabbè, noi ti salutiamo, ti diamo una buonanotte. Non ti dico dove siamo andati a mangiare perché abbiamo mangiato veramente di merda, nel senso che magari il pesce era anche buono, ma c'erano di quelle quantità veramente ridicole, vergognose, quindi mi autocensuro perché non voglio creare difficoltà comunque alla gente che lavora, anche se questa gente che lavora magari mette poi in difficoltà i clienti che si vedono un conto di 40.000 lire tipo per una grigliata che ne vale 6, hai capito? Però vabbè, dai, buonanotte Italia. Dopo anni ed anni di tentativi, prove, evoluzioni ingegneristiche, sono riuscito a far stare 3 biciclette, ma soprattutto, ok, no, cura, importante sta roba, no dai, parti scherzi, soprattutto dritte. Ok, perché o per un motivo o per l'altro alla fine l'ultima bici era praticamente piegata quindi è un po' una soddisfazione, ecco. Sì. Come ho fatto a legare la terza, visto che le braccia sono 2, con delle corde. Io queste le ho prese su Amazon, le uso da anni, sono molto soddisfatto, sono molto robuste, molto elastiche e hanno il moschettone su entrambi i lati. Ne ho tipo 4 o 5, le puoi anche attaccare fra di loro e mi sono tornati utili in tantissime occasioni. Grande richiesta: dove abito oggi? Venite a camminare o state tranquilli? Veniamo a camminare tranquilli. Non ti farò i video perché erano già stati fatti di questo posto molto molto bello, perfetto per le soste. Sei al Lido di Volano e questo parcheggio che vedi con le strisce azzurre è gratuito d'inverno. Lido di Volano, te lo ricordo se vuoi andarti a cercare il video, è quel posto dove d'inverno qua è strapieno di cervi, magari no, caprioli, che li vedi proprio nelle strade, li vedi dappertutto, è molto bello. Quindi anche se hai bambini, fare una sosta qui e andare all'interno dei boschi a vedere sti caprioli è una cosa molto appagante, merita. In più sei letteralmente in riva al mare, guarda, il mare sarà qua a 50 metri. No, Che bello il camperino, vero? guarda, bei colori. Lo so, è grigio. Moderno. Tutto moderno, sì, moderno, non è che ti fa rubare parole. Ritrovo anche l'aggettivo, eccetera. Come c'avevi l'aggettivo, Dio caro? I carabinieri denunciano il furto, cosa? Aggettivo, Dio caro. Beh, così Giacomo, hai provato la vita in camper. Com'è stare col cane che scoreggia tutto il giorno? Una merda. In alta temperatura il turbo. Ah, senti che pace. No, si è spento l'allarme. Vabbè, abbiamo ancora il generatore. Tira un sasso. Però se la volevi pubblica in 16 noni non me ne Qual è il problema?
Basta sotto dappertutto. E che anche ride, chi se ne frega. C'è stato come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto liscio senza un pelo. La città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo facevano più bello un mondo. Per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovare, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao.